Amici viaggiatori, ben trovati a un nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Protagonista in questa puntata sarà la provincia di Vicenza con Valli del Pasubio, la storia, le tradizioni, tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo il nostro viaggio, come detto nel presigla, oggi la provincia di Vicenza protagonista con Valli del Pasubio. Qui a fianco a me due amici per iniziare il nostro viaggio, Corrado e Paola. Corrado e Filippi Farmar, vice sindaco, per dare il saluto dall'amministrazione comunale, e Paola dalla Pozza invece per quanto riguarda una Proloco veramente efficientissima. Ma iniziamo da Corrado, diamo delle informazioni subito di servizio ai nostri telespettatori. Valli del Pasubio, come si arriva da Vicenza come capoluogo di provincia? Sì, noi siamo alle propaggini appunto della provincia di Vicenza a nord, diciamo, e quindi siamo proprio al confine con il Trentino. Per arrivarci da Vicenza bisogna prendere appunto la statale che va verso Schio e arrivare dopo 10 km qui da noi a Valli al confine con il Trentino. Paola, dicevamo, una Proloco efficientissima che cerca già da molti anni di promuovere questo territorio anche da un punto di vista turistico. Un territorio molto bello perché offre molti spunti sia dal punto di vista ambientale, naturalistico, ma anche storico. Iniziamo magari dal punto di vista ambientale. Perché un nostro telespettatore deve scegliere questa località per una gita fuori porta? Allora, la gita fuori porta a Valli è bella proprio perché alla domenica mattina, quando sale, ha la possibilità di acquistare innanzitutto anche il pane fresco, è il prodotto tipico locale. Perché c'è un mercatino, tra l'altro proprio nella via dove ci troviamo, che è veramente molto bello e molto caratteristico, quindi alcuni negozi sono naturalmente aperti e questo è importantissimo. Dicevamo, molto bella da un punto di vista ambientale, perché comunque siamo in una zona molto particolare. È una zona molto boschiva. Gran parte del territorio di Valli è coperto da boschi. Ricordiamo anche le montagne che circondano questa splendida valle. Sì, le montagne sono il Sengio Alto, dove fa parte i Tre Apostoli, il Bafela e il Monte Corneto, e poi siamo contornati anche dal massiccio del Monte Pasubio, dove parte da Valcanale il torrente Leugra. Il Leugra una volta delimitava i due comuni, Valli dei Conti e Valli dei Signori. Dopodiché si è unificato in Valli dei Signori e poi dopo nel 1926 fu portato il nome di Valli in Valli del Pasubio. Abbiamo detto da un punto di vista storico, anche questo è un luogo molto importante anche per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro adesso si sta rivalorizzando visto che si avvicina anche un anniversario importantissimo. Ma qui ci sono delle escursioni che sono veramente molto belle, che partono da questo territorio. Sì, è vero, come diceva Paola prima, il nostro è un comune che ha una storia molto importante alle spalle. Appunto ci chiamiamo Valli del Pasubio, come sapete, perché il Pasubio è stato il fronte della Prima Guerra Mondiale, dove abbiamo fermato l'invasione austriaca. È un paese di grosse tradizioni, come diceva Paola prima, e avevamo una tradizione turistica molto forte fino agli anni 50-60, in cui appunto con le nostre acque minerali e con la nostra ricezione turistica la facevamo veramente molto bene, insomma riusciamo a
ad accogliere molto bene la gente. Poi chiaramente con il cambiamento che c'è stato sociale ed economico e con l'industrializzazione anche noi, anche la nostra gente ha gravitato di più verso Schio. Adesso come amministrazione comunale stiamo veramente cercando di riscoprire appunto anche questa vocazione turistica che ci dia un ritorno economico che sta mancando per altri versi, e diciamo che il gruppo delle accompagnatrici, degli accompagnatori della Proloco ci sta veramente dando una mano molto buona per far riscoprire il territorio e per far rivedere le nostre bellezze sia architettoniche e sia paesaggistiche. Alle mie spalle il teatro parrocchiale di San Sebastiano, che ospita anche il museo etnografico della tradizione e della storia locale. Ma andiamo a scoprirlo assieme. All'interno di questo museo etnografico, un museo che vuole raccontare la vita di tutti i giorni. Qui mi ha accolto Daniela Smiderle, accompagnatore volontario del territorio per questa Proloco, sempre molto attiva, una Proloco che ha anche in gestione proprio questo museo, un po' anche tutta la struttura. Sì. Lo stabile è il Teatro Parrocchiale San Sebastiano, appunto, è uno stabile in stile floreale, costruito ai primi del Novecento. Tra l'altro una ventina d'anni fa avete fatto un'opera di ristrutturazione molto interessante. Sì, è stata ristrutturata proprio per volontà della Proloco, che tuttora la gestisce. Partiamo subito raccontiamo quello che i nostri telespettatori possono vedere. Qui in questo museo si vogliono raccontare appunto quelli che erano i mestieri di una volta, partendo naturalmente dalla tradizione contadina. Infatti vediamo qui, cos'è questo arnese particolare? Questo è per sgranare le pannocchie. In origine c'era questo. In casa, nelle famiglie si trovava questo è un po' più moderno. Più evoluto, diciamo, l'evoluzione, anche perché c'era una grande tradizione contadina in questa zona. Appunto nel museo sono esposti tutti gli oggetti secondo il lavoro che veniva svolto in questa vallata. Abbiamo appunto l'agricoltore, abbiamo gli attrezzi di trasporto, i mezzi di trasporto. Questa è una carriola molto particolare però, perché la vedo con una struttura bella resistente, quindi deve apportare delle cose. Il terreno non è perfettamente liscio e accidentato, perciò l'attrezzo deve essere robusto, anche perché le cose venivano fatte una volta solo. Per procurarsi il materiale non era facile, perciò il lavoro doveva essere fatto una volta solo, per sempre insomma. Questo se non erro doveva servire per trasportare invece la legna. Questo è slitta in dialetto, o il becco, e appunto questo serviva per trasportare la legna togliendo la benna, questo cesto grande. La benna si chiamava, il cesto e la benna. Sì, e serviva proprio per trasportare la legna, oppure col cesto per trasportare le foglie o il fieno per scendere. Andiamo ancora su qualche arnese un po' particolare. Ecco, volevo farvi vedere questo, e la mola per affilare delle lame, i coltelli oppure tutti i vari attrezzi. Questa è una pietra locale, abbiamo proprio in Contracortiana una cava che ha lavorato proprio fino agli anni 70. Questa è un'altra carriola, è diversa, perché questa serviva per trasportare i sassi. Vedi, non ci sono le ruote. A braccio. A braccio proprio di forza? Sì, due persone, una da un lato e una dall'altra. Io pensavo che per i sassi, per le rocce, che era più pesante, ci volessero le ruote, invece veniva fatto tutto a braccio. Sempre per questione del terreno accidentato, del trasporto. Poi altri arnesi particolari e un attrezzo, sì. L'arco. Uno strumento che c'era in tutte le case, quell'arco lì in legno con due... Fare l'acqua, penso. Bigolo in dialetto, sì. Per trasportare i secchi del latte o dell'acqua, per andare appunto a prendere l'acqua dalle fontane e portarla in casa, perché l'acqua non arrivava nelle case, no? C'è una grande tradizione casearia anche in questa zona. Sì, poi abbiamo appunto una riproduzione di una latteria. Questi sono gli attrezzi del boscaiolo, ecco, per tagliare tutti i vari tipi di falcetti, per legare le fascine del bosco,
Questa era una forgia trasportabile, si poteva trasportare a mano nel bosco se doveva servire per aggiustare qualche attrezzo. Poi ancora, questo qui cosa serviva? Questo è lo smielatore per le api, per il miele, per fare il miele. Appunto l'apicoltore prendeva il telaino col favo lì, metteva su questa, come una centrifuga, come una che centrifuga. praticamente divideva il miele. Allora andiamo avanti, qui continuiamo naturalmente con tutte le trazze del vino. C'è anche una tradizione vinicola qui in questa zona? Non tanto, perché fa fatica a maturare l'uva. Ricordiamo siamo a 300 metri qui. 100 metri, sì. Il nostro territorio va dai 300 metri ai 2000 metri insieme al Pasubio. Ci spostiamo in questa zona e poi magari ci soffermiamo un attimo. Qui avete voluto raccontare un po' la vita di tutti i giorni nella casa delle persone di Valli. Questa è la riproduzione di un'antica cucina, purtroppo una realtà ormai persa da 50 anni, in mezzo secolo, perché appunto non ci sono più questi attrezzi. Il moderno è entrato anche nelle nostre cucine. Ecco, abbiamo il focolare, i vari tipi di padelle, il tagliapane, le cocome, ecco, il secciaro, il posto dell'acqua dove sono i secchi dell'acqua, appunto perché si andava alla fontana a prendere l'acqua. A me è un attrezzo che ha sempre incuriosito, devo essere sincero, l'ho trovato anche in altri musei etnografici qui della zona e se Davide riesce a inquadrarlo è questo arnese un po' particolare. Io la prima volta che l'ho visto ho detto ma chissà cosa servirà. Pensate, correggimi naturalmente se sbaglio, questo era un po' per i bambini, si mettevano qui dentro e i bambini potevano praticamente camminare e stare un attimo tranquilli, giusto? Come fosse adesso il girello, diciamo, questo si chiama spasseggio in dialetto. Come si chiama? Spasseggio. E spasseggio. E secondo me sono sempre belli rivedere quelli che appunto erano cose che ormai sono... Nel 1900, 1915, una cosa del genere. Dopo in una casa naturalmente ricordiamo fino a qualche anno fa non poteva mai mancare quello che era la lavorazione comunque i centrini, il ricamo, perché era una cosa fondamentale. Tutte le donne imparavano a ricamare fin da bambine praticamente. Ricamare, fare le calze, sì, era il lavoro, a casa si faceva tutto, insomma una donna doveva fare tutto. Vogliamo ricordare, quello lì cos'è? Una pressa per? Una pressa per, diciamo, l'asciugatrice moderna, ecco, per pressare le fasce dei bambini, perché appunto i bambini venivano fasciati, e per comprimere, per schiacciare in maniera che si asciugassero prima. Perché ricordiamo non c'erano i pannolini usa e getta. Purtroppo no. Comunque un'altra cosa particolare, quella pietra per tenere fermo il cagliero quando si mescolava la polenta, in quei due manici. Anche cosa che non mancava a nessunissima famiglia era il caldiero per la polenta, perché ricordiamo. Perché appunto soprattutto nella nostra zona il frumento non maturava, perciò l'alimentazione base era la polenta. C'era il mais, farina, polenta. È un museo veramente bello che noi vogliamo continuare a scoprire, però tra pochi istanti, subito dopo la pubblicità. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Voglio ricordarvi che siamo in provincia di Vicenza, a Valli del Pasubio, e stiamo visitando questo bellissimo museo etnografico. La nostra guida Daniela Smidel, accompagnatore volontario turistico della Proloquo, come dicevamo, l'ho già detto ma voglio essere un po' ripetitivo, una Proloquo veramente molto attiva, molto presente nel territorio e quindi è bello ogni tanto riconoscere quelli che sono i volontari che credono nel proprio territorio e che vogliono proporlo e presentarlo a tutte le persone che vogliono scoprire un piccolo gioiello appunto in provincia di Vicenza. Dicevamo un museo etnografico, quindi museo delle tradizioni ma museo del lavoro. Alle nostre spalle abbiamo parlato prima della pubblicità di quella che era la vita di tutti i giorni all'interno di una casa, quindi la vita appunto con la ricostruzione di questa che era la stanza principale in ogni casa, in ogni abitazione, quindi la cucina. Qui alla nostra destra vediamo comunque degli arnesi, perché comunque anche qui il fabbro giocava un ruolo da protagonista. Certo, perché la lavorazione del ferro per i vari strumenti che serviva per il lavoro, ce n'erano parecchi attrezzi, perché per un attrezzo per ogni tipo di lavoro, perciò il fabbro era
era un lavoro importante. E andiamo avanti sempre con la scoperta di quelli che erano un po' i lavori domestici o i lavori degli artigiani che facevano qui. Andiamo avanti e qui vediamo quello che era il lavoro del falegname. Questa è la bottega del falegname, ci sono i vari tipi di pialli, perché anche qua ce ne sono parecchie, perché per ogni cosa, per ogni lavoro bisognava usare l'attrezzo giusto. Tanto è bello vedere anche quelli che sono appunto i vecchi arnesi di lavoro che adesso naturalmente per i macchinari sono stati un po' abbandonati, però si trovano degli oggetti, degli utensili che sono veramente molto particolari e molto curiosi, che uno dice magari cosa serve e poi invece si trovano appunto che adesso appunto sono stati un po' lasciati abbandonati. In quasi tutte le famiglie c'era un marchingegno che sembra una macchina un po' del tempo, però era fondamentale per il fabbisogno domestico. Questo era per cardare la lana, per la lavorazione della lana appunto, e per cardare la lana, poi la lana veniva filata a mano e c'erano c'era la mulinella, ecco, vari tipi di mulinella in verticale, in orizzontale, proprio per filare la lana. Prima veniva pettinata e cardata e poi veniva filata. Un arnese che a me ha sempre affascinato moltissimo, che anche questo ho trovato in parecchi musei etnografici, è questo arnese che vedete alla mia sinistra. Fino a qualche anno fa naturalmente i materassi c'erano quelli in paglia, c'erano quelli che venivano usati con le foglie addirittura, ma chi aveva la fortuna di avere un bel materasso in lana, dopo una stagione, 2 stagioni che si dormiva sullo stesso materasso, bisognava, come si suol dire, rifare i materassi, e quell'arnese lì serviva proprio per ridare vita alla lana all'interno dei materassi, per rivivacizzarli, come si suol dire. Ho detto correttamente? Per rendere più morbidi, sì. Poi naturalmente anche questo è un mestiere che ormai è un po' andato perso, perché quando una scarpa appena si scolla così la si getta, però una volta uno dei lavori fondamentali in ogni comunità non poteva mancare il calzolaio. No, il calzolaio appunto adesso si va in negozio a comprare le scarpe, ma una volta venivano fatte tutte a mano, no? Soprattutto appunto la suola in legno e la tomaia in pelle. Magari si facevano anche qualche numero in più perché così duravano di più. Ma tutto veniva fatto, come si diceva una volta, veniva fatto in crescere. E i vestiti poi, tra l'altro, le famiglie erano sempre molto numerose e venivano passati da figlio al figlio all'altro figlio, ai nipoti, e quant'altro, non veniva assolutamente gettato via nulla. Ma questo, possiamo dirlo, era fino non a tantissimi anni fa. E le persone magari che hanno una certa età, compreso anche il sottoscritto, si ricorda appunto che si mettevano i vestiti dei cugini, oppure perché naturalmente si doveva comunque ancora naturalmente le cose che si potevano portare si passavano appunto di generazione in generazione. E diamo qualche informazione di servizio. Bisognerebbe stare ore e ore a vedere per andare su ogni piccola particolare. Noi abbiamo cercato di fare un po' un flash su quelle che secondo noi, così a prima chito, potevano sembrare le cose più simpatiche e più curiose, ma sono veramente molte. Io invito tutti quanti voi a venire a visitare. Qui vediamo anche tra l'altro una bellissima macchina da cucire, e poi stavamo parlando prima della grande tradizione casearia, e quindi sia per la carne, quindi la macina per la soppressa, ma dopo naturalmente anche del formaggio. Diamo però delle informazioni di servizio. Intanto il nostro Davide continua a proporre delle immagini di questo bellissimo museo etnografico. L'apertura di questo museo? Il museo è aperto tutte le domeniche mattina da aprile a ottobre. Poi però naturalmente si possono fare anche delle visite. Eventualmente qualche gruppo o qualcosa che ha bisogno di fare una visita guidata, basta telefonare al Proloco, lasciare un messaggio in segreteria, e questo su prenotazione si può fare benissimo. Naturalmente a vostra disposizione la Proloco, ma anche il nuovissimo ufficio turistico yacht della provincia di Vicenza e di Vicenza che si trova a Schio. Grazie ancora, e noi continuiamo il nostro viaggio.
proseguiamo la nostra scoperta di Valli del Pasubio con Chiara Miola. Sapete, questo è un paese un po' particolare, una delle peculiarità è che ci sono quasi 130 contrade. E molto bello perché attraverso le contrade io sono convinto che si può appunto scoprire la storia e le tradizioni di un luogo. Questa è Contrada Seghetta e questo nome non è un nome dato a caso, pensate, qui alle mie spalle c'è una segheria alla veneziana antichissima e Chiara, oltre a essere un accompagnatore volontario del territorio, con la famiglia è proprietaria di questa segheria che ha veramente molta storia. Sì, questa contrada appunto si chiama Seghetta per la presenza di una segatronchi ad acqua. Segatronchi che funziona proprio con la forza motrice dell'acqua che viene raccolta dal torrente Leugra e tramite una roggia convogliata su una ruota e il moto rotatorio di questa ruota poi fa azionare tutto l'impianto della segheria. È detta la veneziana perché introdotta nell'epoca della Repubblica di Venezia su disegni di Leonardo da Vinci. La segheria è di proprietà della famiglia Miola dal 1862 ed è rimasta in attività fino al 1969. In un secondo momento, nel 1932, è stato aggiunto il piano superiore ed è stata inserita la falegnameria, quindi per la trasformazione poi delle assi in legno in mobili, finestre, infissi e quant'altro. Una segheria piena e ricca di storia. Noi stiamo già vedendo le immagini all'interno di questa segheria. Vogliamo un po' raccontarle anche ai nostri telespettatori. La parte principale, la parte storica, è molto particolare, molto suggestiva anche proprio come primo aspetto. L'aspetto interessante sono le canalizzazioni esterne e le due ruote, una più grande a coppiello che fa funzionare una serie di macchinari interni come la levigatrice, le pialle, il tornio, e la ruota più piccola che invece è quella che fa funzionare l'impianto più grande della segheria. La segheria è un macchinario complesso, si sviluppa su 3 piani, un primo piano che poi riporta il movimento rotatorio della ruota all'interno dell'edificio. Nel secondo piano ci sono tutti i meccanismi per l'avanzamento del carro e al piano terra esattamente esiste il carro, il telaio, la lama della sega dove vengono riposti i tronchi e si svolgono le effettuazioni di taglio, le operazioni del taglio. Il piano superiore invece è la falegnameria. La falegnameria, mio nonno, se posso citarlo, è stato l'ultimo falegname, l'ultimo proprietario della falegnameria che ha lavorato, lui era di professione il falegname e sopra facevano tutto, qualunque cosa, mobili, camere, cucine, le credenze, casse da morto, la barca che si trovava poi sotto il ponte qui nel torrente Leugra. E quindi c'è questa tradizione poi, mio padre per passione ha continuato poi nella sua attività e vengono costantemente fatti tutti i lavori di manutenzione. Vogliamo ricordare infatti oggi cos'è questa segheria alla veneziana, perché l'attività commerciale è terminata, però questa falegnameria, questa segheria continua a vivere fortunatamente. Sì, questa falegnameria continua a vivere e il proprietario e alcuni volontari della Proloco sono sempre disponibili per accogliere visitatori, gruppi scolaresche anche fondamentalmente, che vengono qui per capire come veniva utilizzata l'acqua, principalmente dell'Eura, e come l'acqua poteva far funzionare un meccanismo, una vecchia fabbrica di un tempo. Arrivati anche oggi alle battute finali. Oggi il tempo è veramente volato. Ritrovo per chiudere questa puntata Paola Dalla Pozza, presidente della Proloco. Prima dei saluti vogliamo ricordare alcuni appuntamenti molto importanti. Abbiamo già parlato a inizio di puntata di questo mercato che è presente tutte le domeniche. C'è anche però prodotti tipici, 2 prodotti tipici veramente molto particolari e molto differenti tra di loro: l'acqua
che è elemento fondamentale per la zona, giusto? L'acqua, sì, infatti a Valli sorgono 3 stabilimenti molto importanti dell'acqua a Valli e poi la soppressa. E poi la soppressa con la famosissima sagra del 15 agosto dove c'è anche un concorso particolare. In particolare perché i produttori casalinghi di soppressa portano la loro soppressa e vince la migliore. Ma la cosa secondo me interessante è che sono solo i produttori casalinghi, quindi la soppressa, diciamo, quella fatta in casa, quella più gustosa, quella più buona. Per avere delle informazioni turistiche, abbiamo già detto, c'è il nuovo yacht della provincia di Vicenza a Schio che può dare informazioni, ma c'è anche un ufficio Proloco qui che per tutte delle informazioni di servizio. Sì. Sta nascendo anche presto il nostro sito, altrimenti basta visitare anche il sito del comune dove ricordiamo anche tutte le camminate che vengono fatte nei quartieri e anche appunto il numero di telefono della Proloco. Noi oggi abbiamo dedicato poco tempo purtroppo alle camminate, questo è un territorio veramente molto bello, molto suggestivo, dalle grandi emozioni, quindi sicuramente questa è una promessa che faccio a te, ma è anche una cosa che dico ai nostri telespettatori, ritorneremo prestissimo, grazie per la grande ospitalità. Prima all'inizio di puntata Paola parlava della semplicità e dell'accoglienza della gente del luogo. Veramente la si sente, è un territorio molto bello con dei bellissimi panorami e dove si mangia bene, si respira la natura, si respira la grande storia del primo conflitto mondiale, ma anche quelle che sono le tradizioni locali. Siamo arrivati, come dicevamo, alle battute finali. In chiusura voglio ricordarvi che anche questa puntata sarà possibile rivederla anche sul nostro canale di YouTube, quindi Telechiara Produzione, oppure cliccando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. La settimana prossima continuerà il nostro viaggio sempre in provincia di Vicenza, quindi vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.